la Commissione Comunale per l'Equità tra i Generi e le Pari Opportunità ha deciso di focalizzare la Giornata Internazionale della Donna sui diritti a loro negati. La società è ancora lontana dal raggiungimento della parità di genere. Oggigiorno le disparità sono marcate in ogni settore della vita, in particolar modo nella retribuzione lavorativa, nell'accesso alle cariche apicali e nella rappresentanza politica. In Sardegna siamo ancora molto indietro sul versante della partecipazione istituzionale. Infatti sono presenti 310 sindaci e solo 60 sindache, con una media che si attesta attorno al 19%, ben lontana da quella italiana che supera il 30%. Nei giorni scorsi questa commissione ha approvato all'unanimità la Carta dei diritti della bambina, redatta da Business and Professional Women e promossa dalla Federazione Italiana Donne, Arti e Professione. L'articolo 1 recita: ogni bambina ha il diritto di essere protetta e trattata con giustizia dalla famiglia, dalla scuola, dai datori di lavoro in relazione alle esigenze genitoriali, dai servizi sociali, sanitari e dalla comunità. Ogni bambina ha il diritto di essere tutelata da ogni forma di violenza fisica o psicologica, sfruttamento, abusi sessuali e dalla imposizione di pratiche culturali che ne compromettano l'equilibrio psicofisico. Ogni bambina ha il diritto di beneficiare di una giusta condivisione di tutte le risorse sociali e di poter accedere, in presenza di disabilità, a forme di sostegno specificamente previste. Ogni bambina ha il diritto di essere trattata con i pieni diritti della persona dalla legge e dagli organismi sociali. Ogni bambina ha il diritto di ricevere un'idonea istruzione in materia di economia e di politica che le consenta di crescere come cittadina consapevole. Ogni bambina ha il diritto di ricevere informazioni ed educazione su tutti gli aspetti della salute, inclusi quelli sessuali e riproduttivi, con particolare riguardo alla medicina di genere per le esigenze proprie dell'infanzia e dell'adolescenza femminile. Ogni bambina ha il diritto di beneficiare nella pubertà del sostegno positivo da parte della famiglia, della scuola e dei servizi sociosanitari per poter affrontare i cambiamenti fisici ed emotivi di questo periodo. Ogni bambina ha il diritto di apparire nelle statistiche ufficiali in dati disaggregati per genere ed età. Ogni bambina ha il diritto di non essere bersaglio, né tantomeno strumento, di pubblicità per l'apologia di tabacco, alcol, sostanze nocive in genere e di ogni altra campagna di immagine lesiva della sua dignità. La Carta deve essere letta come una premessa fondamentale per l'affermazione e la tutela dei diritti delle donne fin dalla nascita. La bambina deve essere aiutata, protetta e formata, in modo che possa crescere nella piena consapevolezza dei suoi diritti e dei suoi doveri contro ogni forma di discriminazione. Buon 8 marzo!